Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Sono 10 gli operatori del pronto soccorso di Udine che sono risultati positivi alla pandemia da Covid-19. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sta eseguendo in queste ore il tracciamento e dalle prime informazioni emerge come almeno 2 casi, quello del responsabile e di un coordinatore all'interno della struttura, sarebbero collegati a contatti familiari. La struttura, informa l'azienda sanitaria del Friuli Centrale, è comunque sempre operativa, anche se l'invito alla popolazione è quello di evitare accessi per problemi non urgenti, per non sovraccaricare il sistema già saturo di suo. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Udine hanno eseguito, nella tarda mattinata di oggi, una serie di controlli nelle strutture per anziani presenti in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di un'operazione nazionale disposta dal Ministero della Salute per verificare la correttezza dei servizi prestati sul fronte dell'ospitalità e della cura alle persone anziane che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità fisica sia per l'età sia per la presenza di patologie pregresse, visto il progressivo aumento della diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale. In regione sono state controllate 6 strutture. 2 di queste hanno mostrato irregolarità e in una, in particolare, è stata rilevata una violazione di carattere penale. In una seconda è stato necessario fare una segnalazione all'autorità sanitaria competente. Le altre 4, infine, sono risultate in regola dal monitoraggio eseguito dai NAS. La Guardia di Finanza di Trento ha sequestrato 130.000 euro contraffatti, mettendo in luce una presunta truffa di cambio valuta ai danni di numerosi cittadini residenti nelle province autonome di Trento Bolzano e in Friuli Venezia Giulia, ai quali sono state sottratte decine di migliaia di euro. Le Fiamme Gialle hanno individuato una banda composta da 5 persone di 2 famiglie sinti radicate in regione che fra l'altro percepivano il reddito di cittadinanza. Tutti sono stati denunciati per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Alla base del raggiro, l'operazione di cambio fraudolenta che induce a consegnare cospicue somme di denaro con la promessa di un cambio favorevole. Le vittime venivano selezionate tra chi pubblicava inserzioni online. In una prima fase la trattativa era rivolta al bene messo in vendita, poi si passava all'operazione di cambio di denaro, aggirando la normativa dell'antiriciclaggio. Nel primo incontro il truffatore si presentava in modo cordiale, vestito elegantemente, con un'auto nuova di grossa cilindrata. Dopo alcune trattative lo stesso indirizzava il discorso su un'operazione di cambio o una transazione in contanti, mostrando la disponibilità di banconote di grosso taglio, esibendo mazzette in cui solo quelle esterne erano vere, il resto fuffa. Conquistata la fiducia della vittima, la stessa veniva invitata in un appartamento dove i truffatori, dopo aver ricevuto il denaro pattuito, con la scusa di andare a prendere la somma della transazione, si dileguavano facendo perdere le tracce. Il denaro acquisito, nella maggior parte dei casi, veniva subito dopo ripulito in un casinò nella vicina Slovenia o utilizzato per acquistare orologi di pregio. Ulteriori indagini in corso. Claudin, il nuovo locale alla moda,
Nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.